Ascensori che portano i binari fuori uso da giorni. Siamo alla stazione ferroviaria di Bassano e la segnalazione è arrivata da una nostra telespettatrice stanca della situazione in cui versa un servizio importantissimo per l'intero territorio che si trasforma in totale disservizio. La nostra telespettatrice, lo ricorderete, chiedeva un fermo intervento anche da parte di chi amministra la città. Penso che chi rappresenta i cittadini di Bassano dovrebbe darsi una mossa e andare a ragion veduta a dire non serve solo per la città di Bassano ma per il circondario. Strutturate un punto dove ci si può rivolgere e ci avvisate prima. E dello stesso avviso anche il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Deve essere un lavoro corale fatto tutti assieme che parte sicuramente anche dagli amministratori locali. Non è pensabile, possibile che una stazione che ha comunque un flusso di pendolari, un flusso anche di persone e se vogliamo incentivare anche il turismo dobbiamo trovare il modo per far sì che chi arriva a Bassano trovi un biglietto da visita adeguato nell'entrata della città. Mi farò anch'io parte dirigente di far presente all'assessore De Berti, ma anche parlando direttamente con Tiziano Baggio che è l'amministratore delegato delle ferrovie diciamo a livello triveneto, perché penso che per tutti amministratori locali, anche noi regione ma soprattutto Trenitalia ed RFI, per qualche, chiamiamola così, dimenticanza, mettiamola così, non si riesce a fare adeguatamente usufruire la stazione di Bassano del Grappa.